onda Giallo Radio Club, racconti noir del passato e del presente, scritto e condotto da Laura Marinaro. L'ho strangolata nel suo letto, all'interno del residence. Poi gli ho tagliato la testa. Con un coltello da cucina proprio lì, utilizzando un sacco della spazzatura per mettere la testa, l'ho bruciata alla giardino di casa mia, gli ho rotto il cadavere, l'ho portato a una spiegazione nei pressi di Milano, ho imboccato una strada sterrata e sono arrivata nei pressi di un bosco dove era il pezzo di indirizzo abbandonato. Queste sono parole fortissime, ma in realtà purtroppo parole pronunciate durante l'interrogatorio di garanzia davanti al magistrato di Prato da Vasile Fruzumake, il romeno 32enne, oggi in carcere con l'accusa di aver ucciso a distanza di meno di 1 anno Denisa Paun lo scorso 15 maggio e Anna Maria Andrei a luglio dell'anno prima. La storia più o meno, insomma, la conoscete tutta. Tutto è nato con la scomparsa di Denisa, non si che insomma faceva da escort, però, ovviamente non si trovava, quindi, molta preoccupazione, si temeva che le fosse accaduto qualcosa e in effetti le era accaduto qualcosa. Aveva trovato sulla sua strada quest'uomo che possiamo oggi sicuramente dire che è un serial killer. Non si sa ancora, gli investigatori stanno ancora lavorando per cercare di capire l'esatta dinamica, perché lui racconta di averla uccisa nel residence, ma poi le evidenze non ci sono e, invece emerge che l'avrebbe uccisa in un casolare e poi l'avrebbe portata in quel residence, oppure comunque che ci siano dei complici. Insomma, gli investigatori stanno lavorando su questo, ma non è quello che importa. Quello che importa a noi è un po', stilare questa figura, di serial killer e spiegare bene perché è un serial killer. Lo facciamo sicuramente con l'esperto più, accreditato e importante, di serial killer, colui che insomma avete imparato a conoscere qui a Giallo Radio Club perché ha scritto, 2 tomi che sono 2 vere e proprie enciclopedie del serial killer mondiali e italiane, e quindi l'abbiamo di nuovo con noi. Benvenuto a Ruben De Luca, criminologo e psicoterapeuta. Bentornato anzi. Grazie, ciao Laura e ciao e buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora Ruben, immagino che tu hai cioè, mi è venuta quest'idea insomma anche di contattarti perché, tanta gente sui social così ha scritto: "Ah, ma perché scrivete che è un serial killer? Alla fine ne ha uccise solo 2". Dici bene, spiegaci bene, tu hai fatto un post chiaro dicendo: "Guardate che basta, okay, è un serial", però ci sono ovviamente altri elementi che fanno di Vasile Fruzumake un serial. Poi che ci siano altre, vittime, poi lo vedremo più avanti, magari verranno fuori o magari no. Ecco, che cosa, ti ha, interessato in questa storia dal punto di vista tuo di studioso? La prima cosa che mi ha interessato è appunto questo gigantesco fraintendimento che ancora esiste, dici bene. Ho scritto il post perché mi ha Sì. colpito, sai, finché fossero soltanto i social, va anche bene. Il problema è che anche i giornali, anche quotidiani importanti hanno scritto questa cosa, potrebbe essere un serial killer, perché c'è ancora nell'immaginario collettivo un blocco mentale che è dato dai film, che i film praticamente più famosi sui serial killer sono tutti datati perché Sì. ultimamente stanno uscendo fuori delle porcherie sui serial killer. Io non uso mezzi termini, delle cose allucinanti, e tutti i film classici, da Seven al Silenzio degli Innocenti Sì. a Copycat, cioè tutti i film classici si basavano sulla definizione originaria dell'FBI, cioè serial killer è il soggetto che uccide 3 o più vittime. E tra l'altro tutti i film sui serial killer di solito parlano solo dei serial killer a matrice sessuale, come sembra essere Vasile Fruzumake. Il discorso è però che
la definizione originale dell'FBI, che ha un'importanza fenomenale perché sono stati i primi a studiare il fenomeno, loro stessi l'hanno revisionata all'interno di questo enorme convegno che è avvenuto nel 2005, quindi non stiamo parlando dell'altro giorno, stiamo parlando comunque di 20 anni fa, sì. quindi bisognerebbe aggiornarsi, per cui gli esperti, 135 esperti provenienti da 10 paesi, compresi appunto gli Stati Uniti, hanno rivisto la definizione, abbassando il criterio numerico a 2 o più omicidi e togliendo dalla definizione qualsiasi riferimento motivazionale, quindi non soltanto Giusto. omicidi a sfondo sessuale, ma chiunque commette 2 o più omicidi. Considera una cosa, Laura, anche per diciamo per l'interesse degli ascoltatori. In uno dei libri che hai citato, quello che ho scritto sull'omicidio in Europa, io mi sono confrontato con altri autori europei ed è venuto fuori, per esempio, che Stefan Arbort, il massimo esperto tedesco, il mio corrispettivo in Germania, Sì. un altro ossessionato di serial killer da tanti anni, addirittura nella sua definizione definisce serial killer anche un soggetto che ha compiuto solo 2 tentati omicidi, ma le vittime sono sopravvissute, perché il concetto, e vado sulla definizione, il concetto fondamentale è che ci sia l'intenzione di uccidere, perché poi in realtà io mi sono accorto, studiando un'ampia casistica, che uccidere una persona molte volte non è così facile come sembra, per cui esistono dei casi in letteratura di vittime che sono sopravvissute in maniera veramente miracolosa. E allora che facciamo? Quel soggetto non lo chiamiamo serial killer semplicemente perché la vittima è sopravvissuta? No, bisogna capire l'intenzione di uccidere. In questo caso poi non c'è nessun dubbio, perché abbiamo 2 vittime, abbiamo 2 prostitute. Il caso secondo me sta colpendo in maniera particolare l'immaginario, perché sembra il classico serial killer da film e poi ci arriveremo dopo, la confessione, il sesso, le vittime escort, cioè ci sono tutti gli elementi, però smettiamola di dire un potenziale serial killer. Questo signore è un serial killer a tutti gli effetti, perché ne ha uccisi 2. È già un serial killer. Infatti ricordiamo un po', Maria Denisa Paun, 30 anni, è stata decapitata, quindi con un'arma pesante che sembra a questo punto sia quasi certo che sia una mannaia lui, quindi ovviamente ha detto una balla. Sì, il coltello da cucina, insomma è un po' difficoltoso. E l'ha confermato l'autopsia, smentendo la sua versione peraltro. Le perquisizioni poi hanno portato al sequestro di 4 lame bruciate, 4 telefoni cellulari, uno dei quali nascosto sotto il sedile della sua auto di Vasile. Le analisi hanno mostrato questo strano flusso informatico poi tra i cellulari suoi e della vittima il 15 maggio. Sicuramente si erano contattati perché, lui aveva contattato in quanto escort, e poi, in particolare interesse è diventata appunto la presenza di questo, uomo italiano, non si capisce bene, nel residence negli stessi momenti, per cui si sospetta che potrebbe aver agito da solo. Però dopo l'arresto poi lui stesso ha tirato fuori che aveva ucciso un'altra vittima, anche se, ripetiamo, non ha ammesso subito tutto, ha detto quello che gli conveniva di dire. Allora, perché secondo te lui, quando viene arrestato e colto sul fatto, diciamo, in un certo senso con prove incontrovertibili che sia stato lui, ammette anche l'altro omicidio? Succede spesso nella letteratura? Quando è successo? Quali casi ti richiama questo comportamento, insomma, nell'ammettere un altro caso? Guarda, anche qui bisogna capirci sull'uso degli avverbi. Spesso è la percezione, anche qui c'è la percezione del pubblico. Perché questo caso intriga particolarmente? Perché qui ci sono tutti gli elementi classici del serial killer da film, nel senso anche il feticismo, il conservare gli oggetti appartenuti alle vittime, la macchina di Denisa, i cellulari. Cioè il classico esempio di serial killer che deve conservare un trofeo che gli ricordi l'omicidio commesso. Per quanto riguarda la confessione, anche qui un topos classico dei film sui serial killer
è appunto l'assassino seriale che comunica con i poliziotti o comunica con i giornalisti. Esistono casi di serial killer che confessano gli omicidi, ma non sono la maggioranza e non è comunque un'abitudine, nel senso che a noi pubblico, anche lì per questo è importante chiarire questi aspetti, a noi pubblico sembra una cosa comune, sembra proprio un elemento da serial killer, ma perché chiaramente quando uno sceneggiatore deve inventare una storia, la confessione, il dialogo con i poliziotti e con i giornalisti è un elemento che intriga, ma non è così comune. Succede, probabilmente, io mi sono fatto un'idea che comunque questo soggetto abbia un'enorme pressione interna per mantenere le due facce, perché poi insomma lo diremo credo successivamente, questo apparentemente sembrava un uomo assolutamente normale, che però vediamo che di normale c'è poco, e probabilmente il fatto di dover tenere questa facciata per tanto tempo su, questa maschera di normalità, nel momento in cui è stato scoperto e ha confessato un omicidio, probabilmente ha confessato anche il secondo, intanto per mantenere il controllo, per attirare l'attenzione, probabilmente anche per alleviare un po' della pressione psicologica interna. Sì, anche perché c'è da dire che anche lì, lui ha ammesso questa cosa, poi in realtà sono andati a casa sua e hanno trovato, appunto nel box, l'auto della prima vittima, Marianne Andrei, verniciata alla bella e meglio. Cioè anche lì, perché tenersi quell'auto senza cambiare la non lo so, perché si è tenuto quell'auto? È stupido. Sai, a volte ci sono dei conflitti inconsci di un soggetto che quasi commette delle azioni. Anche qui il serial killer nella realtà non è quasi mai, come la definizione originaria dell'FBI, totalmente organizzato o totalmente disorganizzato. È un soggetto di solito misto. In questo caso sicuramente gli elementi di disorganizzazione sono parecchi, perché appunto tenere la scheda telefonica, tenere la macchina, come dici tu, non cambiare targhe, eccetera, cioè quasi un bisogno inconscio magari di essere scoperto, di essere smascherato, cioè c'è questa possibilità. E invece questa doppia vita, no, cioè lui assolutamente irreprensibile, addirittura con il cadavere di Denisa è andato a prendere il figlio all'asilo. Vabbè, ma questo l'abbiamo visto anche in personaggi che non sono serial killer. Ricordiamo che insomma Alessandro Impagnetti era andato a mangiare dalla mamma col cadavere di Giulia Tramontano, nella macchina. Però vabbè, questo fa parte probabilmente della disorganizzazione, di non sapere dove andare a metterla, no, però sicuramente lui aveva una vita assolutamente irreprensibile. I suoi colleghi di lavoro, lui faceva la guardia giurata, ricordiamolo, e i suoi colleghi di lavoro dicono che era bravissimo anche nello sparare, uno preciso, dalla vita irreprensibile. La moglie completamente sconvolta perché, cioè veramente è un dottor Jekyll e Mister Hyde, no, questo personaggio qui. Ecco, come ha fatto? Cioè secondo te era possibile che, potesse farla ancora franca? Cioè come può una persona vivere 2 vite così completamente diverse? Ma guarda, anche qui il problema siamo noi e il nostro bisogno di difesa e di pensare, cioè perché un caso del genere ci sconvolge così tanto? Perché abbiamo bisogno di pensare che un soggetto sia un assassino H24 o abbia delle stigmate che permettono un riconoscimento. In realtà anche Adolf Hitler, quando non sterminava milioni di ebrei, amava i cani e aveva dei momenti di gentilezza. Cioè, dove voglio arrivare è che l'immaginario del killer satanico, del killer sempre feroce, è un immaginario che ci costruiamo noi per difenderci. Esistono anche quei soggetti, ma la maggior parte dei serial killer, come di altre tipologie di criminali, riescono perfettamente
ad avere una doppia vita. Mi viene in mente Gary Ridgway, il famoso Green River Killer, che ha ucciso 49 prostitute a Seattle, ed era felicemente sposato e portava i fiori alla moglie ogni volta che entrava a casa, e la moglie non si è mai accorta Come di questo niente. qua, Cioè, sì, sì. in realtà questi soggetti, molti di questi soggetti, cioè il fatto di dire, infatti io sogghigno ogni volta che leggo nelle interviste, ma era una brava persona, ma era gentile, e il suo problema evidentemente di Basile era appunto nel rapporto con le donne, in impulsioni sessuali che finivano nella perversione, e aver difficoltà a controllare queste pulsioni. Per il resto ci credo che fosse una persona tranquillissima, un amicone, bravo sul lavoro, preciso. La precisione, poi l'ossessione e la precisione nei dettagli, appunto di controllo e di successivo. Però le due cose non fanno a cazzotti. Sicuramente dal punto di vista psicologico è stata una pressione notevole, perché dover mantenere una facciata di normalità così impenetrabile comporta uno sforzo psicologico notevole, e quindi è possibile che poi la confessione dia proprio una sensazione di sollievo da questo punto di vista. Sì, sì. Un po' mi ricorda, insomma, per quanto riguarda questa cosa di, confessare un po' per liberarsi, mi ricorda un po' anche Donato Bilancia, no, che, lo arrestano per un tot numero di delitti, e poi lui dice: "No, guardate che ne ho fatti molti altri". Quindi non è poi una cosa così assurda questa, no? No, non è una cosa assurda. Diciamo che nel caso di Bilancia c'era un elemento di narcisismo e Sì. di egocentrismo molto spiccato nella serie. Sono il serial killer più feroce d'Italia, tant'è vero che numericamente 17 omicidi ne fanno il serial killer a livello individuale con più omicidi. Pensiamo al mostro di Firenze, chiunque sia stato, si ferma a 16. Quindi, insomma, e poi alcune confessioni di bilancio erano anche molto manipolatorie. Mi ricordo una sua intervista a Domenica In, dove tirava in ballo la mafia, diciamo un po' una personalità molto estreonica, tipo quella di Angelo Izzo. Ecco, Nel sì, sì, sì. caso di Basile Sì, Cosacche, non possiamo ancora dire, sì, anche se la frase che ha detto in carcere ce ne sono altre, può far sospettare che anche qui ci sia un bisogno di grandiosità, un bisogno di aumentare, diciamo, l'immagine dell'assassino dicendo: guardate che ne ho uccisi anche altre, non soltanto 2. Chiaramente poi lì è tutto da verificare. certo. Senti, tu sei uno straesperto, ecco, a vederlo così, a vederlo, cosa puoi dire di lui? A vederci in fotografia, le Sì, immagini, che questo? sì, Basile, sì. Eh, Mh, guarda, a vederlo appunto, le foto sorridenti con la moglie, le figlie, ricordiamo i 2 figli piccoli di 4 e 5 anni, quindi insomma un perfetto padre di famiglia, che non mi stupisce, ripeto appunto, studiando, l'argomento da 30 anni, non mi stupisce. Capisco invece che una persona che appunto, non è del settore e vede queste fotografie rimane sconvolto, perché immagina come sia possibile un soggetto appunto che è padre di famiglia, ha dei figli, eppure faccio un altro esempio, sì, Mikhail Popkov, devi, il devi più farli, feroce li vogliamo. il più feroce serial killer russo, un serial killer poliziotto che è stato condannato per più di 90 omicidi, e si Madò, sospetta che ne abbia commessi più di 100. La moglie ancora oggi e la figlia lo difendono a spada tratta e non credono che lui sia un assassino, perché è stato sempre gentilissimo, affettuosissimo, sia con la moglie che con la figlia,
l'accompagnava in palestra, dappertutto, come faceva appunto Basile, che era un Sì. padre irreprensibile, e pare che non ci sia mai stato nessun episodio di violenza in famiglia. Ecco, questo è un quadro comune. Anche il Green River Killer che ho citato prima non ha mai alzato un dito sulla moglie, non le ha mai torto un capello, perché quella è l'immagine. Probabilmente sono dei soggetti, ecco, nel caso di Basile ci ha anche provato a essere, diciamo, una brava persona, tra virgolette, avere dei rapporti normali, perché poi c'era questo rapporto simbiotico con la moglie, facevano tutti insieme. Poi però quando la moglie le rare volte si assentava o per lavoro o Sì. per una vacanza, Infatti lui ricordiamo evidentemente... che era al sud per fare gli esami di Stato, non so se Esatto. cioè per lavoro, Quindi quindi era via. evidentemente la moglie e i figli gli servivano da Sì. tappo per contenere queste pulsioni che purtroppo si impadronivano di lui in maniera irrefrenabile quando la moglie si doveva assentare per qualche motivo, e quindi aveva bisogno di cercare queste escort e di esercitare la violenza. Ecco, a questo proposito ti chiedo, questo tipo di soggetti, diciamo come target, scegli sempre lo stesso target o potrebbe magari anche cambiare target? Cioè, non solo escort, per esempio, facciamo un esempio. Allora, questa tipologia qui di solito, e mi riferisco al Green River Killer, appunto ho citato prima, scelgono le escort, le prostitute come vittime, proprio perché avendo una famiglia e mantenendo la facciata, c'è anche una sorta di moralismo inconscio, per cui questi soggetti dividono le donne in donne di serie A, donne di serie B, per cui la moglie, Sì. le figlie e le cosiddette donne normali nella loro concezione distorta non devono essere toccate, mentre una prostituta ha un valore inferiore come essere umano, che è sgradevole da dire, ma questi soggetti purtroppo ragionano in questo modo, come se appunto uccidere una prostituta non fosse poi un crimine così Così grave. grave come infatti uccidere una Anche Mikhail Popkov, il poliziotto russo serial killer, uccideva soprattutto prostitute, lui però cambiava vittimologia, ma comunque donne che camminavano da sole per strada in mezzo alla notte, che magari entravano nella discoteca. Anche qui abbiamo un giudizio valoriale, cioè nella sua mentalità distorta, una donna che camminava da sola di notte era comunque una donna che meritava di essere uccisa proprio perché non aveva un uomo accanto che l'accompagnava. Sì, diciamo una visione anche distorta del patriarcato di nuovo, no, Sì, molto sì, 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 distorta, cioè già è e distorta torniamo quella sempre lì. sì, no. Sì, assolutamente, assolutamente. Questi giudizi di valore impliciti che purtroppo sono ancora presenti nei cervelli maschili, in moltissimi cervelli maschili, anche di persone insospettabili. Infatti è proprio questo il senso. Prima di andare in pausa ti faccio un'ultimissima domanda: perché lui, che è una guardia giurata e ha la disponibilità di un'arma, di una pistola, utilizza invece un altro tipo di arma anche molto più cruenta? Beh, questo è un altro grande classico dei Eh, serial killer a matrice sessuale, perché la pistola generalmente viene utilizzata da un serial killer che non ha bisogno, che sceglie vittime miste, mh-mh, per esempio anche uomini, facciamo l'analogia col mostro di Firenze, che è un'analogia sì, perfetta, sì, perché usava la pistola per eliminare il maschio della coppia, sì. e quindi per non essere sopraffatto, e si accaniva invece sulle vittime femminili con l'arma bianca. Per cui l'uso dell'arma bianca, come anche dello strangolamento, sono proprio le due scelte classiche del serial killer che uccide prostitute, che uccide comunque donne con un movente sessuale, perché c'è il bisogno del contatto fisico diretto con la E vittima, o della mediante sopraffazione. strangolamento o appunto con le pugnalate, con la decapitazione, proprio vedere il sangue
e avere questo contatto fisico diretto. Grazie, grazie tantissimo, ci stai rispondendo a tutti i dubbi che abbiamo. Allora andiamo un minuto in pausa e poi torniamo con Ruben De Luca. Grazie. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. La trama Fenicia, il progetto più importante della mia vita. Dal regista visionario Wes Anderson. Zsa Corda, magnate degli armamenti e dell'aviazione. Benicio del Toro. Ti ho nominata unica erede del mio patrimonio. Perché? Se liquidano me, tu liquidi loro. La trama Fenicia, dal 28 maggio al cinema. Officine Ubu presenta Ho abbandonato la mia vecchia vita e ora sono un pastore. una storia di coraggio e rinascita per riconnettersi con la natura sulle Alpi della Provenza. Pensi che sia grave non voler tornare? Dipende, da cosa fuggi? Io sono qui, con te. Fino alle montagne, dal 29 maggio al cinema. In concorso al Festival di Cannes. Come ti chiami? Goliarda Sapienza. Tratto dalla storia vera dell'autrice del bestseller L'arte della gioia. Io non ne posso più di questi salotti. Loro non ne possono più di me. Valeria Golino, Matilda De Angelis, Elodie. Fuori. Un film di Mario Bertone. Dal 22 maggio al cinema. Una stella cadente! È tua la scelta. Siamo sempre stati dalla parte giusta, fratello. Non hai idea di che cosa ti aspetta. Devi fidarti di me. Torna una stagione straordinaria di film e promozioni in tutta Italia. Che spettacolo, l'estate al cinema! Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Allora, bentornati, stiamo parlando oggi di serial killer con l'esperto Ruben De Luca e in particolare stiamo analizzando alcuni casi. Vasile Fruzumà, che ricordiamo, assassino reo confesso più o meno di Denisa Abua e anche Marianna Andrei. Dopo l'arresto viene nel carcere di Prato viene aggredito ferocemente da un parente di Mariana che guarda caso era in carcere per altri motivi e che gli lancia dell'olio bollente in volto. Così Fruzumà che viene trasferito a Sollicciano. Allora, Ruben, come lo leggi questo? Quante volte è capitato, se è mai capitato, che un serial poi fosse aggredito in carcere? Sì, è capitato in Italia, è capitato anche all'estero, perché ci sono alcuni tipi di reato, generalmente capita più frequentemente ai serial killer pedofili, quindi ai serial killer che uccidono bambini, perché anche in carcere c'è un codice, diversi detenuti, anche chi uccide magari per motivi economici, per rapine, per spaccio, eccetera, ha un codice interno per cui gli omicidi dei bambini sono particolarmente odiosi. In questo caso c'è stata la coincidenza appunto di un parente di una delle vittime che quindi si è voluto fare giustizia / vendetta da solo. Però ecco, i serial killer spesso devono essere messi in regime di
di massima sorveglianza, isolati, perché poi succede anche che alcuni detenuti vogliano uccidere un serial killer Per dire ho diventare a ucciso. loro volta famosi, Sì. sì, per avere una sorta di fama riflessa. Tant'è vero che per esempio Jeffrey Dahmer è stato accoltellato in carcere, il mostro di Milwaukee, quindi è uno degli esempi più famosi di serial killer che è stato ucciso in carcere. Insomma, quello che ci stai dicendo ci conferma, al contrario di quello che tanti hanno detto, che questo Vasile Fruzumake ce l'ha proprio tutte le caratteristiche tipiche, no? Sì, sì, c'è la scelta delle Eh. vittime, c'è il feticismo, quindi il bisogno di tenere dei trofei, c'è appunto l'uso di un'arma bianca, cioè questo è proprio un serial killer classico, cioè c'è poco del potenziale in prospettiva, è proprio un serial killer classico anche nella scelta delle vittime, e non mi stupirei Sì. che ci fosse qualche altra vittima, anche perché ricordiamo che ha 32 anni Sì. e generalmente i crimini sessuali, parliamo chiaramente di una media statistica, per cui possono essere i primi omicidi, però diciamo che tra i 20 e i 30 anni di solito iniziano a uccidere quando c'è di mezzo il sesso, le pulsioni sessuali, le perversioni sessuali, quindi è possibile che ci siano altre vittime. È molto facile. Invece questa cosa dei complici io non ci credo molto, sinceramente. Penso che questi soggetti agiscano abbastanza da soli. Allora, anche qui c'è ancora un attimo da aspettare le indagini. Io ti dico, per quanto riguarda anche qui i miei studi, esistono casi di coppie di serial killer, però è difficile una complicità esterna, cioè o c'è qualcuno che ha commesso gli omicidi con lui, penso ai cugini Bianchi e Buono negli Stati Uniti, Lawrence Whitaker, Roy Norris, altri serial killer statunitensi che uccidevano donne insieme, Paulin e Maturin, 2 serial killer francesi negli anni 90, però è difficile ci sia una complicità solo esterna. Tenderei a pensare che abbia fatto tutto da solo, però ripeto, è possibile comunque gli omicidi in coppia, cioè le coppie di serial killer. Nelle mie statistiche a livello europeo siamo intorno al 10% dei serial killer che uccidono, il 10% agisce in coppia, quindi c'è una possibilità. Quindi è possibile che magari stiano cercando nella cerchia degli amici piuttosto che dei conoscenti o dei parenti, non so. Sì, più direi amici e conoscenti magari, anche se l'ipotesi prevalente è che abbia agito da solo e che magari ecco, le confessioni non siano precise, non dica subito tutto quanto, perché magari vuole ancora mantenere il controllo, ha bisogno di parlare, quindi ha bisogno di stare al centro dell'attenzione, che mi sembra un'ipotesi abbastanza plausibile proprio in virtù della frase che ha detto, ce ne sono altre, quindi mi sembra la classica frase per mantenere l'attenzione alta e per far parlare di sé. Sì. E la bugia quanto conta in questi personaggi? Cioè l'essere bugiardi, falsi? Che peraltro conta in tantissimi personaggi. Ieri sera ne abbiamo visto uno in televisione, il Favola. Allora conta tantissimo proprio perché per mantenere la facciata di normalità la bugia è parte integrante della personalità di questi soggetti, perché devono mentire continuamente proprio per mantenere quella facciata e per separare completamente i loro 2 mondi, i loro 2 lati della personalità. Però attenzione anche qui, evitiamo fraintendimenti, non parliamo di personalità multipla, perché anche qui i film rovinano molto. Cioè qui parliamo di un soggetto che ha sì 2 lati della personalità, ma assolutamente consapevoli uno dell'altro, con delle pulsioni in conflitto, ma non c'entra niente col disturbo di personalità multipla che va tanto in voga nei film e che invece nella realtà è estremamente raro, per cui serial killer a cui sia stato riconosciuto il disturbo di personalità multipla
non esistono, cioè anche quelli dove in primo grado sembrava che ci fosse un disturbo di personalità multipla, dopo sono stati mascherati che era una simulazione, per cui ecco. Ça va sans dire che soggetto... secondo me anche in questo caso l'avvocato tenterà, come sempre. Sai, l'avvocato fa il suo mestiere, nel senso che purtroppo quando le prove sono schiaccianti e quando addirittura c'è un soggetto che confessa spontaneamente, dove si deve agganciare, dove si deve attaccare l'avvocato? All'incapacità di intendere di volere, quindi cercherà la strategia, probabilmente sarà quella, insomma. Però ribadiamolo, tu lo sai bene, questo tipo di soggetto proprio, tutto è... No, non c'è incapacità di intendere di volere, c'è comunque la volontà di commettere le azioni che commettono, perché c'è un disturbo sessuale, un disturbo di personalità che però anche qui non è una malattia. Esatto, bisogna stare attenti alla terminologia. Il disturbo di personalità non vuol dire incapace di intendere di volere, vuol dire avere una struttura psicopatica o antisociale, un disturbo narcisistico della personalità, ma sono tutti disturbi che sono compatibili con una piena lucidità e una capacità di intendere di volere, perché il soggetto sceglie quando uccidere e chi uccidere, tant'è vero che appunto non uccide, nessun serial killer uccide mai tutte le donne che incontra, fa delle scelte ben ponderate. Quindi c'è le aggravanti, ce le ha tutte. Senti, ti vorrei focalizzare su un altro personaggino che abbiamo conosciuto, abbiamo dedicato una puntata a questo fatto perché ci ha veramente sconvolto, in particolare qui a Milano ci ha veramente sconvolto tutti, Emanuele De Maria. Questo 35enne che era in carcere a Bollate per un femminicidio avvenuto nel 2016, che mentre era in permesso di lavoro in un albergo come receptionist a Milano si è non sappiamo, insomma comunque ha iniziato una relazione con una collega sposata, Ciamila, e poi non sappiamo il motivo, però l'ha uccisa. Ha ferito gravemente un collega di lavoro che aveva detto a lei di lasciarlo e poi si è gettato dal Duomo proprio come ultima azione, ecco, di grandeur, possiamo dire, ecco. Analizzaci questo personaggio che anche in questo caso è assolutamente un serial, no? Assolutamente sì, il caso mi ha fatto molto arrabbiare quando si è verificato, perché qui ci sono una serie di storture allucinanti. Innanzitutto tu hai detto prima non sappiamo perché ha ucciso Ciamila, lo sappiamo benissimo, ha ucciso Ciamila perché voleva interrompere la relazione. Ecco. E questo soggetto, che poi lo possiamo chiamare femminicida seriale, ma è comunque un serial killer, questo soggetto andava tanto bene in altri settori della sua vita, tant'è vero, perché è un caso che mi fa arrabbiare tantissimo, perché ci sono le relazioni dell'equipe del carcere di Bollate che lo definiscono testualmente un ragazzo totalmente equilibrato e dicono che non aveva mai dato alcun segno di squilibrio. Allora, qui abbiamo una serie di storture. Intanto una condanna per l'omicidio del 2016 a soli 14 anni di carcere, bada bene, per omicidio aggravato e minacce, quindi c'è una contraddizione in termini. Se il reato è omicidio aggravato e minacce, come fai a dare una condanna definitiva solo di 14 anni? Per il rito abbreviato, perché lui ha accettato di fare il rito abbreviato, e qui c'è una prima stortura. Il rito abbreviato per alcuni tipi di reato non dovrebbe essere contemplato, perché così ci ritroviamo al paradosso di un soggetto che aveva fine pena a dicembre 2030 e che è stato ammesso al lavoro esterno in maniera assolutamente precoce, basandosi sulla relazione dell'equipe trattamentale che lo ha definito tranquillo, collaborativo,
che stava vagliando gli effetti del suo reato e si stava pentendo, ma qui c'è un grosso problema di fondo. Questi soggetti che stanno in carcere sono molto bravi a manipolare i cosiddetti esperti che lavorano in carcere, che in molti casi non ci capiscono assolutamente niente di chi hanno di fronte, e mi prendo la responsabilità di quello che dico. No, E quindi prendila, perché io sì, vorrei uno come te in ogni carcere e in ogni processo. Ma il problema è che c'è intanto io lo dico sempre, mi ripeto fino allo sfinimento, c'è un delirio di onnipotenza di fondo, di pensare che tutti possano essere recuperabili e trattabili. Allora, il caso di Emanuele De Maria è molto interessante, perché è un altro caso che ci fa capire dove una persona può essere assolutamente tranquilla in varie sfere della propria vita, quindi lavorare, parlava 5 lingue, quindi l'hanno mandato di nuovo a lavorare in albergo, che poi il primo omicidio l'aveva commesso in un albergo, quello del 2016, quindi è bizzarra anche questa scelta. Però parliamo di un soggetto che aveva dei buchi evidentemente relazionali giganteschi e non era in grado di gestire una relazione affettiva. Quindi noi commettiamo sempre il solito errore di pensare che un soggetto è assassino se va in giro digrignando i denti e brandendo una scelta tipo Shining, tipo Jack Nicholson in Shining. No, assolutamente no. Io ho letto la relazione di esperti del carcere di Bollate ed è allucinante, perché il comportamento modello tenuto in carcere, leggo proprio dalla perizia, che cosa significa? Non significa niente, perché un soggetto che sta in carcere, a meno che non abbia gravi problemi di gestione del comportamento e quindi scatti in maniera per un non nulla e faccia le risse, la maggior parte di questi soggetti, e io cito sempre Angelo Izzo perché lo sappiamo bene, sì. È un altro paradosso, cioè le relazioni degli psicologi in carcere tutti positivi, bravissimo, comportamento modello. Questi soggetti, una volta che stanno in carcere, sono molte volte proprio il loro caos interno è controllato dall'ambiente esterno, dall'istituzione totalizzante. Anche Ed Gein, il famoso macellaio di Plainfield, in carcere era un agnellino, era tranquillissimo e i medici e gli infermieri scherzavano con lui. Questo non gli ha impedito di uccidere 2 donne, di seppellire i cadaveri dal cimitero e farci le borsette e farsi il paralume con la pelle umana. Quindi c'è questa distorsione, e qui è un problema della Costituzione, bisognerebbe andare sul discorso politico e rifare proprio il codice penale, per cui non si capisce che il comportamento in carcere da solo non è un modello predittivo sufficiente per definire la pericolosità sociale. Ma questo non solo per i serial, perché ricordiamolo anche per tanti altri. Poi Per ovviamente serial, questi per casi i sono limiti. per i soggetti che hanno dei disturbi di personalità come la psicopatia, che ricordiamolo per chi ci ascolta non è curabile. Lo psicopatico, se si diagnostica una psicopatia, non è un soggetto curabile. Il disturbo di narcisistico di personalità grave, quindi il narcisista patologico maligno, non è curabile, cioè va in terapia per manipolare lo psicologo di turno, per manipolare lo psicoterapeuta. Quindi non ci puoi fare terapia con certi soggetti, bisogna rassegnarsi all'idea che non si può cambiare la testa di tutti gli esseri umani. Alcuni li puoi recuperare, chi fa crimini economici, chi fa crimini dettati da un motivo particolare, ma se tu hai problemi relazionali gravi, se non sopporti l'abbandono, se non sopporti appunto che una donna ti dica basta, non voglio più stare con te, o se hai delle turbe sessuali, delle perversioni sessuali, non puoi recuperarlo.
Senti, per esempio c'è un altro caso, visto che mi è venuto in mente adesso, qui vicino, no, ti ricordi, recentemente, di un soggetto apparentemente insospettabile che ha ucciso la escort, perché lei probabilmente non voleva più vederlo, cioè questo la seguiva, le rompeva le scatole, insomma. Non so se ti ricordi, adesso non ricordo il nome, ma, Non mi ricordo il nome, mi ricordo il caso, ma non mi Matteo ricordo il nome. qualcosa, comunque è successo qui vicino e anche molto recentemente. Per esempio quello lì può essere uno che lo rifà, no? È possibile, infatti, ecco, io parlo nelle mie definizioni di serial killer potenziali Eh. quando abbiamo, per esempio, considero Antonio De Marco, quello Ah. che a Lecce ha ucciso i Sì, 2 sì, fidanzatini sì. perché era geloso della felicità altrui. Secondo me quello è un potenziale serial killer, Oh perché è un mamma mia. soggetto che quando uscirà, e prima o poi uscirà perché è stato arrestato molto giovane, è molto probabile che possa commettere degli altri omicidi. Ma vedi, anche il caso di Emanuele De Maria, io l'avevo già definito serial killer prima che si scoprisse che aveva ucciso anche Ciamila, semplicemente perché aveva commesso il primo omicidio nel 2016 e aveva compiuto il tentato omicidio del collega certo. in albergo. E qui torniamo a quello che dicevo Certo. all'inizio. Ho Sì. letto che il collega in albergo è stato pugnalato in vari parti vitali e gli hanno salvato la vita con un intervento durato Sì, 7 ore. voleva ucciderlo, Ecco, inutile. e quindi capisci, in questo caso lasciamo un attimo da parte Ciamila, se ci fosse stata la vittima nel 2016 e questo tentato omicidio, comunque sarebbe Hai stato a ragione. tutti gli effetti comunque un serial killer, perché la vittima si è salvata per miracolo e dopo un intervento di 7 ore. Quindi ecco perché ti dico, bisogna stare attenti al criterio numerico. Sì. E un'altra domanda che ti devo fare: perché si è ucciso e poi perché in quella maniera? Beh, allora, i serial killer che si suicidano, ce ne sono tanti, ce ne sono diversi, alcuni molto famosi, tipo mi viene in mente così su due piedi Harold Shipman, il famoso medico della mutua inglese, che è uno dei serial killer più prolifici a livello europeo. Sono stati accertati 250 omicidi, Frederick West, il mostro di Gloucester, Dennis Nielsen, serial killer necrofilo inglese, cioè ce ne sono diversi. Quando si suicida un soggetto del genere è probabilmente perché anche qui sarebbe stato condannato sicuramente di nuovo, proprio perché le prove erano evidenti, tante, schiaccianti, probabilmente non ha retto all'idea di tornare in carcere, perdere i privilegi che aveva avuto con il lavoro all'esterno e tutto quanto, e ha scelto un modo eclatante per andarsene via facendo parlare di sé. Quindi anche questo è abbastanza congruo col profilo di un serial killer classico. Non tutti si suicidano, ma alcuni di quelli famosi, quando capiscono di non avere più scampo e di non poterla fare franca, si suicidano perché magari non ce la fanno, non se la sentono di affrontare il carcere. E oggi, cioè diciamo che oggi è un po' più difficile, forse essere seriale. De Maria comunque ha avuto un periodo di latitanza all'estero, tra il primo omicidio e il secondo, quindi può essere pure che, venga fuori lì in quei paesi, in Olanda mi sembra che fosse. Però oggi sembra un po' più difficile, forse per le tecniche, insomma un po' più difficile di una volta. Tu che ne pensi o no? Allora, quello di cui mi sono accorto appunto quando ho scritto il libro sull'omicidio seriale in Europa è che sì, è più difficile essere serial killer perché le tecniche di indagine sono sicuramente migliorate, c'è il DNA, cioè l'investigazione, diciamo, pensiamo agli anni 80 e 90 del XX secolo,
dove c'erano diversi serial killer che andavano in doppia cifra e ancora non si sapeva bene come approcciare questi casi. Sono soggetti anche più disorganizzati, cioè che pianificano un po' di meno e quindi sta aumentando proprio, secondo me, il disagio proprio interiore di personalità. E un'analisi molto interessante che ho fatto, ma l'hanno fatta anche altri criminologi a livello europeo, che diciamo il serial killer è un pochino sostituito in questo periodo dallo stragista di massa. E cito un caso particolare, David Kozak, un caso che è avvenuto in Repubblica Ceca nel 2023, questo studente che ha commesso una strage all'Università di Praga e prima ha scritto: ho sempre sognato di diventare, ha scritto sui social, ho sempre sognato di diventare serial killer, ma ho pensato che ci vuole troppo tempo per fare un certo numero di vittime, per cui ho deciso di ammazzarle Di farle tutte in una volta. Sì, quindi diciamo alcuni, penso anche al caso che è successo ieri a Graz, questo ex studente in Austria che ha ucciso, è entrato nell'ex scuola dove lo bullizzavano e ha ucciso una decina di persone. Cioè stanno uscendo fuori dei soggetti che magari 30 anni fa sarebbero stati dei serial killer, che adesso invece decidono, perché non hanno la pazienza, perché non hanno l'organizzazione, perché il disagio è troppo forte da gestire, perché il serial killer deve comunque colpire, nascondersi nell'ombra, quindi adesso stanno aumentando le stragi di massa. Infatti prima le vedevamo solo negli Stati Uniti, invece adesso stanno arrivando anche in Europa ripetutamente. Mamma mia, guarda. È più difficile essere serial killer, arrivare in doppia cifra proprio come numero di vittime, proprio perché anche c'è stato un miglioramento e un'attenzione maggiore da parte delle forze dell'ordine. È bellissimo parlare con Ruben, veramente sa tutto. Infatti io sicuramente lo invito di nuovo, magari parliamo di qualche nuovo, non so se ci sono dei grandi ricercati in questo momento in qualche paese del mondo come seriali, tipo nei soliti paesi, insomma, dove i territori sono vasti ed è anche più facile quel tipo di, magari possiamo parlare di questo se ci sono dei casi, non so. Certamente, ma guarda, il grosso punto oscuro dell'Europa è la Russia, dove c'è sicuramente un numero oscuro elevatissimo e stime recenti ci dicono che probabilmente c'è lo stesso numero di serial killer degli Stati Uniti. Considera che io nella mia banca dati ho trovato dal 1800 a oggi circa 800 serial killer russi, quindi insomma ce n'è. Negli altri paesi europei c'è un caso in Spagna e uno in Inghilterra, potenziale di serial killer, ma ancora non c'è una certezza assoluta. Molto in Francia è stato interessante. scoperto François Verove, un poliziotto che è responsabile di vari omicidi, che era ricercato da 35 anni ma non se ne conosceva Bene, allora l'identità, dai, ne possiamo e si è parlare in una suicidato. puntata doc perché poi si pensa sempre a quelli del passato, invece purtroppo ci sono anche dei casi oggi. Comunque ti ringraziamo tantissimo perché davvero abbiamo capito molto, e se poi ci dovessero essere delle novità su Vasile anche o su De Maria, se si dovessero trovare altre vittime, magari ci risentiremo. Assolutamente, a disposizione. Ricorda Grazie a il te titolo e del agli tuo libro, ascoltatori. del tuo ultimo libro, ricorda il titolo. Quello Uomini che amano, odiano le donne, che è l'ultimo uscito, sempre con Newton Compton, l'anno scorso, su sui femminicidi. psicopatia, appunto, narcisismo, tutte le tecniche di manipolazione, quindi non specifico sui serial killer, però ho una chicca che è un'uscita in autunno e magari ne parliamo Ma certo, alla prossima sicuramente. puntata. Sei prenotato. E torno sui serial killer. Ti posso solo dire che sarà un nuovo libro sui serial killer. Sei prenotato. Grazie mille. Grazie a tutti e alla prossima. Grazie. Avete ascoltato Giallo Radio Club.